Veramente rinnovo veramente il benvenuto a tutti quanti, sappiate che qui a Codogno siete sempre ben accolti. Ringrazio i volontari del comitato Madonna del Sant'Ulderico che ha organizzato il pranzo. Chiamiamo fuori i cuochi così gli facciamo un bel applauso. E allora, siccome questa iniziativa non finisce qui, perché l'idea, come a qualcuno ho già detto, vi abbiamo registrato, perché l'idea sarebbe quella di organizzare proprio un'associazione o qualcosa di simile, in modo che ogni anno, fra qualche anno, un paio d'anni, un anno, ritorniamo a fare il secondo raduno dei militari di Codogno. Volete venire? Facciamo una parola. Ciao a tutti. Magenta, provincia di Milano. Eravamo in cantiere, prima compagnia fucilieri, tanti li ho salutati già prima. Rinnovo i miei saluti. Sicuramente è stata una bella esperienza e non ci saremmo mai aspettati di avere una grande accoglienza dal comune, dove abbiamo passato un bel periodo della nostra vita. Quindi auguri a tutti, spero che questa sia la prima di una delle belle cose, di bei ritrovi che faremo, e invito appunto il sindaco a riproporla, perché ho visto tanti consensi, noi siamo molto numerosi, il secondo scaglione ho già avuto modo di, eccoli lì, perché questi sono ragazzi straordinari e anche oggi lasciano un segno, come vedete, gigantografia made by Giuseppe Biancucci, detto Simon Wiesenthal. Dicevo solo perché lo chiamo Simon Wiesenthal. Voi sapete che Simon Wiesenthal è stato un cacciatore di nazisti, lui è stato un cacciatore di fanti della prima compagnia fucilieri, ci ha rintracciati tutti ed è stato lui l'artefice, il sindaco e il comune, perché hanno organizzato questo bel ritrovo, ma lui ci ha trovati tutti. Complimenti a tutti ragazzi.